Io sono Napoleone, sono Marilyn Monroe, sono il faraone. Ogni mattina scelgo uno dei miei costumi, esco, mi metto in posa davanti ai portici del centro, sto fermo. La gente passa, sorride, 1 su 100 mi butta una moneta. I bambini si avvicinano per toccarmi, vogliono capire se sono una statua o un essere vivente. Domandano alla mamma se qualcuno mi ha fatto un incantesimo. Hanno ragione. Però io avevo un destino più grande di questo. Volevo fare l'attore. A 12 anni sapevo l'Otello a memoria. Mio fratello doveva fare il saggio di teatro all'università, ma la sera prima si è ammalato. Mi sono presentato io, sebbene fossi molto più giovane. Sono entrato in scena, ho visto il pubblico e sono rimasto paralizzato. Non ho saputo dire una parola. Sono rimasto immobile in scena. In piazza riesco a stare perfettamente fermo grazie alla paura. La gente mi terrorizza, mi riduce così, incapace di muovermi. Gli occhi sono la parte più difficile da tener ferma. Vanno tenuti fissi davanti a sé. Ma intanto bisogna stare allerta. Qualcuno potrebbe avvicinarsi per farti un brutto scherzo. Una volta ero vestito da Napoleone ed è passato un signore con un cane al guinzaglio. Il cane si è avvicinato a me, ha alzato la zampa e mi ha fatto la pipì sugli stivali. Il padrone l'ha lasciato fare fino all'ultima goccia. La gente intorno applaudiva, rideva, ed io volevo dare un calcio al cane e un pugno al padrone. Io so imitare i grandi uomini, ma solo da fermi. Eppure ho anch'io la mia grandezza. Come so stare fermo io, non lo sa fare nessuno. E questa è la mia ultima più grande interpretazione.